Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player e ovviamente iniziamo la nostra avventura con una bella disfatta. Il declino della civiltà ateniese come dire, è arrivato appena adesso, probabilmente nel bel mezzo dell'Europa sta avvenendo una bella guerra tra popolazioni e la civiltà ateniese ha subito appunto le conseguenze. Però intanto ci sono anche altre guerre dichiarate, probabilmente nel nord della Francia, in Amneti e gli Atrebati, quindi probabilmente ci lasceranno in pace per un paio di anni. Intanto un bell'agente in incognito è stato scoperto nelle vicinanze della nostra città appena adesso conquistata. Potete vedere che il nostro caro Diabolic qui accanto ha qualche altro brigante che gli rompe le scatole, quindi come mi avete consigliato possiamo magari manipolare uno di questi due agenti per portarlo dalla parte nostra, quindi magari una bella manipolazione con una bella persuasione, addirittura il 90% di possibilità, vedremo un po' di portare dalla nostra parte uno di questi agenti. Vediamo un po', agente nemico ostacolato. Sebbene il tuo agente non sia riuscito a persuadere il nemico, addirittura con il 90% che avevamo siamo stati così sfigati da beccare il 10%, però almeno siamo riusciti a bloccare i suoi progressi e siamo riusciti addirittura a guadagnare un altro bel punto di esperienza. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Innanzitutto, mamma mia, livello 7, proprio è il nostro fiore all'occhiello delle spie. Vediamo se possiamo renderlo ancora più abile nella, vediamo un po', persuasione e assassinio. Bene, questo può andare abbastanza bene, magari un 20% in più ci può aiutare nelle prossime azioni. Vediamo di lasciarcelo alle nostre spalle. Quanti anni ha il nostro ragazzo? Aia, 60 anni, è un vecchietto allora. Beh, speriamo che riesca a vivere almeno un altro paio d'anni perché sicuramente ci aiuterà nelle prossime campagne di conquista. Allora, intanto vediamo di capire come gestire il nostro territorio. La nostra prima unità, il volere di Andraste, la posizioniamo in questa stradina in bianco per bloccare ovviamente l'avanzata nemica. Allora, creeremo un accampamento, una modalità fortifica ci aiuterà tantissimo. Eccola qua, vediamo di selezionarla immediatamente. Eccoci qua, gli spuntoni sono fuoriusciti immediatamente. La nostra seconda unità sarà supportata dalla prima, perché come potete ben vedere non tutte le unità hanno la capacità massima di muoversi, alcune ovviamente sono ferite, hanno bisogno di recuperare, quindi qualche turno devono rimanere protette. Intanto reclutiamo qualche altro fromboliere che ci può aiutare nella prossima battaglia e inviamo il nostro terzo esercito nel bel mezzo della nostra Camdolium, la nostra capitale, per eliminare i problemi dell'ordine pubblico. Allora, come potete ben notare il nostro ordine pubblico è diminuito per quanto riguarda ovviamente gli scorsi turni. Abbiamo 9 punti che si aggiungeranno ai 18 in meno e quindi in 2 turni avremo risolto il problema. Però per agevolare ancora la nostra situazione all'interno di Rome 2 Total War, ragazzi, è stato implementato un modello legislativo davvero avanzato. È possibile emanare degli editti all'interno delle nostre città, precisamente all'interno della nostra capitale, nel momento in cui si raggiunge un tot di province conquistate. Allora, esistono davvero diversi tipi di editti, come per esempio editti commerciali, editti demografici, editti addirittura anche giuridici e così via. Io avevo pensato di emanare ovviamente l'editto della riscossione dei tributi, perché ovviamente tutto è scritto all'interno dell'enciclopedia di Total War e quindi ovviamente ho fatto 2 conti e quindi ciò potrebbe aiutarci nelle prossime guerre, quindi con una pressione fiscale in più riusciremo ad avere sicuramente guadagni per le prossime campagne militari. Potete vedere i piccoli fuochi d'artificio, chiamiamoli così, piccoli, attenzione, forse è gli escrementi del gabbiano che è appena adesso passato, comunque ci fanno capire che dal prossimo turno entreranno in vigore questi editti. Bene, il nostro primo esercito è qui, come ovviamente guardia, la nostra imbarcazione principale è qua giù, benissimo, i nostri cari ragazzoni che sorvegliano la costa, vediamo di mandarli qua vicino per continuare a bloccare l'uscita da parte dei nemici nel caso volessero raggirarci. E adesso ragazzi possiamo magari passare il turno e attendere quindi le prossime mosse nemiche. Allora, intanto stiamo effettuando una ricerca nel campo militare, come ben vi ricorderete, perché sicuramente dobbiamo completare quella missione che appunto ci affermava che dovevamo completare una ricerca nell'ambito militare per avere ovviamente altre possibilità a livello proprio di bonus passivi. Intanto dobbiamo anche continuare a lavorare le nostre relazioni estere, ovviamente la nostra politica estera nei riguardi degli irlandesi per farceli buoni. Intanto date un'occhiata qua in basso, dannazione, vicino alla clessidra, probabilmente stanno tentando un attacco, maledizione. Vediamo un po', intanto ricerca completata, perfetto, l'addestramento dei carri, un altro agente in incognito scovato dalle nostre parti, intanto l'editto emanato. In Britannia la riscossione dei tributi è stata appena adesso attivata e sicuramente esso ci aiuterà. Il rapporto del
furiere ci fa capire che sono arrivati nuovi frombolieri, benissimo, missione compiuta come potete ben vedere, ricerca una tecnologia nella categoria guerra. Bene, adesso che abbiamo completato il tutto magari possiamo specializzarci in qualche altra cosa. Vediamo un po' se l'avanzata, meno 5% ai costi di arruolamento di un agente. Io direi di continuare con la nostra costruzione che ci potrà aiutare tantissimo. Col terrapieno ovviamente avremo la possibilità di avere ancora più ricchezza da parte di tutte le attività produttive, quindi continuiamo quindi a ricercare qualcosa che riguardi la nostra economia. Attenzione che qui abbiamo una bella imbarcazione, mamma mia, nemica di tutto rispetto, guardate un po' la sua potenza, davvero dobbiamo fare qualcosa. Intanto con il nostro agente cerchiamo di eliminare quest'altro, vediamo di manipolarlo nella maniera migliore. Abbiamo dai il 95%, cerchiamo di fare qualcosa adesso, vediamo se ci riusciamo. Dai, ha disertato il nostro, anzi l'agente nemico si è unito finalmente alla nostra causa, sicuramente non potrà essere usato per questo primo turno. Bene, allora, attenzione con questa nostra imbarcazione che potrebbero farcela a pezzi, eh? Allora, vediamo un po'. Anzi, forse sbarcheranno al più presto, quindi cerchiamo di stare attenti, vediamo un po' quello che possiamo fare. Qui per adesso sta andando tutto per il meglio, vediamo un po' come sta andando l'ordine pubblico. Ok, questo esercito sicuramente possiamo spostarlo, vediamo un po', perfetto, in circa 2 turni la situazione sarà ovviamente ultimata. Vediamo un po', addirittura possiamo effettuare dei particolari miglioramenti, vediamo se possiamo fare qualcosa all'interno della nostra nuova Bracum. Per adesso io direi di spendere tutti questi nostri soldi per la campagna militare, quindi all'interno di questo nuovo schieramento reclutiamo qualche altra unità di uomini liberi di leva, altre 3 unità, e magari all'interno anche della sezione navale vediamo di avere un po' qualche altra cosa, per esempio dei mercenari. Ah no, i mercenari, dannazione, potrebbero essere molto utili, però ovviamente costano davvero tanto, quasi il doppio, quindi per adesso vediamo di lasciare le cose come stanno. Intanto per quanto riguarda la politica estera vediamo un po' i nostri cari amici ebdani come se la stanno cavando, ancora sono amichevoli con noi stessi, vediamo se possiamo strappare un bell'accordo commerciale. Ancora probabilità bassa, dannazione, mi sa che i nostri cari amici non vogliono fare niente di che, quindi dobbiamo ancora tenere attive queste nostre possibilità, quindi cerchiamo adesso di continuare e vedere un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Ok, mi sa che possiamo proprio passare il turno, bene. Ok, speriamo ragazzi che il nostro caro diabolico, ovvero la nostra spia, continui a sopravvivere con la salute massima, perché ovviamente a 60 anni una spia non so quanto possa essere utile, però in questi ultimi anni si è rivelata davvero molto utile. Attenzione, attenzione, le imbarcazioni dei briganti, vediamo un po' quello che è il gladiatore, il nemico che probabilmente tenterà qualche specie di rivolta, però adesso la situazione è molto difficile perché sicuramente quell'accampamento Elidon a nord, dove ovviamente si ritrova l'attuale Edimburgo, sarà molto ben difeso. Intanto abbiamo altri rapporti da parte del furiere, e proprio il nemico è stato furbo perché ha messo qui questa imbarcazione, i cervi nobili, e quindi non possiamo lasciare la città, altrimenti la conquisteranno immediatamente. Allora intanto prendiamo il nostro esercito principale e portiamolo in avanti per proteggere il tutto, benissimo, e vediamo di stuzzicare un po' questo esercito, vediamo di portare qui in avanti la nostra il nostro vecchio accampamento, eccolo proprio qui, e adesso dobbiamo solo attendere. I soldi stanno diminuendo turno per turno perché le unità ovviamente costano, quindi mi sa ragazzi che possiamo provare un primo assalto nei riguardi della città nemica, quindi qui ovviamente non ci saranno problemi perché abbiamo diversi eserciti, quindi magari possiamo provare un primo assalto nei riguardi ovviamente degli avversari. Proviamo ad andare avanti, vediamo quello che riusciamo a fare. Andiamo, il nostro caro cavallo, il nostro stallone principale, vediamo quello che succede. Allora, vediamo un po', il nemico, eccolo, ha mandato avanti tutto il suo secondo esercito e quindi magari possiamo conquistare in completa tranquillità la città. Allora abbiamo 2000 uomini contro ben, vediamo un po', circa 700-800 uomini. Allora vediamo le nostre macchine d'assedio più importanti. Possiamo portare in avanti una bella galleria leggera, uno scudo mobile senza corazza, addirittura l'ariete leggero, un rostro leggero con strutture in legno utilizzato per abbattere le porte e il morale di coloro che vi nascondono, addirittura le scale. Vediamo un po' una scala esposta che permette alle unità di penetrare in insediamenti ma senza protezione. Io direi ragazzi, mi è sempre piaciuto l'ariete. Vediamo quanti arieti possiamo portare. Ah, forse ho capito. Continuiamo l'assedio per parecchi turni per attendere ovviamente le nostre macchine d'assedio. Allora, anzi, vediamo un po', un ariete e 2 gallerie leggere. Benissimo, 3 turni, continueremo il nostro assalto. Benissimo. Vediamo un po', forse, vediamo se ho capito bene, perché vediamo un po'. Sì, forse è così. Non ho mai effettuato ragazzi un assedio del genere con delle mura, quindi probabilmente dobbiamo fare così. Seleziona qui se vuoi costruire macchine d'assedio. Perfetto, ok, continuiamo. Bene, allora, qui ovviamente stiamo continuando il nostro assedio. Salviamo la nostra città
da particolari problemi. La nostra seconda spia adesso potrà fare qualcosa, quindi vediamo di metterla da questa parte. Il nostro vecchietto di 60 anni con la barbona lo lasciamo qui. Anzi, uccidiamo questo dannato, ragazzi, il signore della guerra Cambo, questo Teddy Roosevelt con i baffoni che gli arrivano a terra, magari con un po' di veleno, anche se il veleno non c'è mai stato utile, però proviamoci, vediamo un po'. Nemico ferito, ecco, potete vedere il nostro veleno è proprio di casa, non per uccidere ma per ovviamente eliminare per un paio di mesi, quindi l'abbiamo fatta ammalare, gli abbiamo fatto beccare la lebbra e quindi per qualche anno sarà fuori uso. Ok, il nostro secondo esercito qui, pronti all'attacco, le nostre forze ovviamente sono al massimo, cerchiamo quindi di attendere il nostro prossimo attacco. La situazione adesso si fa molto più piccante. Ok, passiamo il turno dal 239 al 238, vediamo quello che accade. Bene, a quanto pare ci ritroviamo proprio di fronte all'assedio da parte nostra nei riguardi del nemico, e il logoramento ha fatto morire ben 134 uomini, quindi come potete ben vedere ci ritroviamo di fronte alla creazione intanto della nostra prima macchina d'assedio. Sicuramente adesso ci ritroviamo in difficoltà perché ovviamente le nostre unità hanno subito delle perdite. Addirittura vi ricordate che eravamo a circa 2000 uomini, ne abbiamo persi parecchi, quindi dobbiamo velocizzare ovviamente il nostro processo di assedio, quindi non costruiremo tutte e tre le macchine d'assedio ma ne costruiremo due, quindi il nostro ariete leggero e la scala Pioli, quindi vediamo di farne vedere due in questo primo assedio. Intanto attenzione perché ho visto che ha sbarcato adesso proprio qua vicino alla costa ovviamente un'unità appartenente ai nemici, quindi vediamo di stare attenti. Mi sa che possiamo portare avanti tutta la nostra unità principale, vediamo di andare in avanti con il nostro secondo esercito proprio qui intorno per stare ovviamente per fornire supporto alle nostre unità, e ovviamente il terzo esercito fornirà supporto alla nostra città principale. Bene, allora con la nostra spia, il nostro vecchietto di 60 anni, vediamo se possiamo fare qualcosa a questo dannato esercito, magari un bel sabotaggio militare, vediamo un po' se possiamo distruggi la salmeria, riduce i bonus dell'equipaggiamento, no, sempre il nostro caro veleno, vediamo se possiamo eliminare qualche altra unità in più. Bene, attenzione, vediamo un po' se il nostro vecchietto riesce nuovamente a mettere un po' di code di topo nella... Attenzione, ecco, e il nostro agente è stato appena adesso scoperto, quindi mi sa che abbiamo fallito. Usiamo invece il nostro secondo asso nella manica, vediamo di procedere in avanti, vediamo se possiamo fare qualcosa nei riguardi di questo dannato esercito, magari proviamo un assassinio nei riguardi del generale con un altro po' di veleno, vediamo di continuare una bella provetta di cianuro nel suo succo appunto mattutino, vediamo un po' se riusciamo. Nemico assassinato, mamma mia, proprio l'abilità del novellino, ma che importa, la morte li ha colpiti velocemente, quindi generale nemico fatto a pezzi, truppe allo sbaraglio, quindi dobbiamo certamente premiare il nostro amico con un nuovo tratto che ha guadagnato appena adesso. Questo lo renderemo, come dire, abile negli assassini, adatti quindi sicuramente con... cerchiamo di migliorare quindi la sua abilità nell'avvelenamento. Bene, ok, vediamo di continuare da questa parte, intanto le nostre unità sono pronte, attendiamo ragazzi l'ultimo turno per il completamento della nostra seconda macchina d'assedio e vediamo un po' di conquistare la cittadina di Elidon. Adesso la situazione è molto più complicata perché ovviamente abbiamo 3 eserciti nemici, quindi vediamo quello che riusciremo a fare. Non sono sicuro in una vittoria, anche perché un assedio in queste condizioni con delle mura, quindi con l'uso delle macchine d'assedio, non l'ho mai fatto, quindi cerchiamo di essere completi. Intanto ecco che arrivano i briganti con le spalle alle corde che tentano appunto di impietosirci con un trattato di pace. Qui il Corno d'Oro appunto arrabbiato con noi stessi tenta un trattato di pace inutile perché ciò ovviamente bloccherebbe la nostra brama di conquista, e quindi vediamo adesso di continuare. Quello che succede succede, rimane appunto la città di l'attuale Edimburgo da conquistare. Sicuramente adesso verrà versato del sangue perché o ci attaccano loro o li attacchiamo noi adesso, e sarà una delle più importanti battaglie che abbiamo mai combattuto. Attenzione ai richiami del che è successo? Attenzione, a queste truppe serve un comandante. Perché? Che cosa è successo al nostro? Intanto vediamo di selezionare nobili eroici, selezioniamo ovviamente un membro appunto dei nostri capi tribù. Vediamo un po'... anzi no, ecco un altro candidato, in modo tale da non insospettire i nostri capi tribù. Vedendo un po', se scegliessimo Belenos ridurremmo il morale dei nostri capi tribù, e noi non vogliamo che questo succeda per alimentare quindi tensioni nel nostro capo dei consigli. Quindi vediamo un po' di scegliere questo secondo generale, però voglio capire che cosa è successo. Attenzione, ferito, maledizione, forse è stata qualche dannata spia. Il tuo leale suddito è riuscito per poco a scampare a una morte lenta e dolorosa. Il pieno ritorno in salute richiederà molto tempo. Una spia nemica ha provato a usare il veleno e addirittura è
scoppiata una pestilenza qui a Elidon, proprio luogo di veleni nella maniera migliore, quindi ecco, potete vedere le spie nemiche combattono anche per il loro popolo. Hanno eliminato, anzi hanno ferito il nostro più importante generale e quindi adesso dobbiamo condurre la guerra senza il nostro braccio destro, però intanto proviamo a fargli quindi ricordare questo giorno con il nostro caro con la nostra cara spia. Ecco qua Laticos, vediamo di procedere dentro il nostro territorio nemico, magari con un altro bel assassinio dell'altro generale che si è presentato adesso, trovando un bel traditore e facendolo assassinare con una bella pugnalata alla schiena. Eccolo qua, benissimo. Intanto con l'altra nostra spia vediamo di porci da questa parte, vediamo se possiamo andare. Ok, non ci sono altre truppe, stabiliamo per adesso una rete di contatti per capire più o meno se ci sono qui altri eserciti e mi sa che adesso... Ah, eccola l'altra spia che ha appena adesso fatto fuori il nostro esercito, anzi il nostro generale. Però io dico che è arrivato, ragazzi, il momento di attaccare, vediamo quello che possiamo fare. Allora, abbiamo ben circa 1000 uomini contro e le nostre unità ovviamente sono parecchie, però sicuramente dobbiamo stare molto ma molto attenti perché sapete come sono gli assedi, ovviamente il nemico ha 1000 unità, però ovviamente... le sue unità sono molto più avvantaggiate delle nostre perché hanno non solo il muro di cinta ma anche delle posizioni un po' più rialzate come le torri, quindi possono anche sconfiggere 2000 uomini, quindi ragazzi non c'è nessuna... la battaglia è molto equilibrata. Allora, condizioni meteorologiche asciutto, io direi ragazzi di aspettare la pioggia, perché se arrivasse la pioggia e visto che noi abbiamo un ariete, i nemici non potranno usare ovviamente le torce per lanciarcele dalle paratie superiori. Attendiamo la pioggia, nebbia, dannazione, niente, dai, un po' di... facciamo la danza della pioggia, maledizione, vediamo un po', pioggia, olè, ecco che arriva immediatamente la pioggia, benissimo, ovviamente siamo nella zona superiore, quindi non so se, forse, ah, neve, ecco, pioggia, visto che siamo ad Edimburgo, un po' di neve è intesa come pioggia a queste temperature bassissime, però ragazzi, da considerare che 3 gradi, 15 gradi sotto zero i nostri amici a petto nudo qua che combattono alla grande. Allora, vediamo dove sono le nostre macchine d'assedio. Non le ho mai usate però... Ah, forse sono qui, vediamo... Ah, queste devono essere le scale che c'erano appunto nel Signore degli Anelli, vi ricordate? Non so se l'avete visto quando appunto si scalava la fosso di Helm, appunto sono le stesse scale. Ok, vediamo come si usano, forse le devono spingere le unità. Ecco, allora, mamma mia, proprio l'assedio di Mordor questo è, mamma, fantastico. Il fosso di Helm, ok, allora questo è il nostro fosso, noi interpretiamo gli orchi questa volta ragazzi, quindi mamma mia, cerchiamo di essere competitivi. Abbiamo 2 arieti a quanto pare, eccoli qua, vediamo di selezionarli tutti e due, benissimo. Ci hanno dato quindi il doppio della roba, forse è così che appunto si fa, benissimo, ci danno quindi 2 arieti per ogni casellina. Benissimo, e allora le cavallerie per adesso sono un po'... Ah, però vediamo dove posizionarci, perché io mi sto posizionando qui, però ancora non ho capito più o meno dove sono le porte. Abbiamo una porta qui davanti, però qui ci potrebbero attaccare sia da sinistra che da destra con le frecce, quindi escludiamo. Vediamo da questa parte se ci sono zone più adatte. Ecco qua, una bella porta principale. Ah, vediamo da questo lato, sempre per essere più sicuri. Anzi, questa forse può essere un'ottima entrata. Vediamo un po', arriveremo direttamente al punto principale, però da qua sopra ci potrebbero bersagliare. Niente, ci serve un'entrata tranquilla, vediamo un po', sì, da questa parte può andare abbastanza bene. Le nostre scale, vediamo se possiamo metterle qui. Allora, prendiamo 3 scale ragazzi e le portiamo immediatamente da questa parte, proprio qui. Mamma mia che bello il paesaggio innevato. Vediamo di metterle ognuna distante dall'altra. Ok, qui dietro porteremo avanti anche, è che abbiamo poche truppe per intraprendere un assedio del genere, 2000 uomini non bastano. Ok, ecco, scusatemi un attimo per l'interruzione, però vediamo di continuare il nostro assedio. Allora, vediamo quello che succede. Possiamo portare queste 3 unità magari dietro le 3 macchine d'assedio per farle salire al di sopra delle scale. Bene, questo creiamo quindi un primo gruppo. Benissimo, adesso prendiamo i nostri 2 assedi, le nostre 2 macchine d'assedio principali, 2 arieti, e li mettiamo appunto da questa parte, seguiti da un'altra scala che ovviamente posizioneremo da questa parte. Benissimo, anzi mettiamola quindi un pochino più in qua, in modo tale da colpire il nemico dall'altra parte, proprio qui. Benissimo, vediamo di prendere anche i nostri schermagliatori che intratterranno ovviamente il nemico in attesa che i nostri arieti sfondino il tutto. Benissimo, un altro gruppo principale, vediamo se abbiamo altre unità nel combattimento corpo a corpo. Il nostro generale e ovviamente anche i nobili eroici vedranno di sfondare dall'altra parte, quindi mi sa che ci servirà un'altra unità. Vediamo un po'. Sì, facciamo così. Allora mettiamo il nostro generale e l'unità di lancieri da questa parte insieme alla cavalleria, perché sicuramente ci aiuteranno dopo il portone sfondato ad eliminare il tutto. Allora selezioniamo anche quest'altro gruppo.
Benissimo, ovviamente senza i nostri schermagliatori. Bene, così mi sa che può andare questa unità. Vediamo di esportarla anche dall'altra parte, l'abbiamo dimenticata, e vediamo quindi di portarla qui dietro per proteggere le nostre retrovie. Allora, iniziamo. Questa, ragazzi, è la prima battaglia, il primo assedio al fosso di Helm, quindi portiamo in avanti le macchine d'assedio, i nostri 2 arieti. Vediamo un po', il secondo lasciamolo un pochino più indietro nel caso il primo ce lo distruggessero. Ok, i nostri schermagliatori possiamo portarli in avanti. Si stanno avvicinando. Ah, vero, abbiamo anche i nostri rinforzi amici. Benissimo, ragazzi, alla grande, venite qua dietro, pronti a sfondare il primo muro. Ok, le nostre 2 macchine d'assedio. Allora, attacchiamo da questa parte. Benissimo, prendiamo anche l'altra torre, la mettiamo qui in mezzo, e anche la terza torre proprio da questa parte. Ragazzi, il primo assedio sotto la neve, Frosty the Snowman ci porterà fortuna, sempre il nostro caro pupazzino di neve che ci porterà fortuna in questi assedi invernali. Ok, selezioniamo tutte le nostre unità da combattimento e vediamo un po', ecco i nostri cari arcieri che si stanno facendo avanti, le nostre cavallerie, i nostri uomini principali stanno avanzando anche loro stessi. Qui abbiamo un'altra macchina d'assedio da considerare, mettiamola qui. Benissimo, allora i nostri schermagliatori per adesso portiamoli in avanti. Bene, vediamo di scoprire al più presto, ragazzi, la formazione a testuggine che ci aiuterà tantissimo negli assedi. Ok, vediamo i nostri cari uomini da dove stanno arrivando. Mamma mia, da questa parte anche grandi cavalieri che sono pronti ad arrivare. Quindi, ragazzi, a differenza di Shogun 2 Total War, in questi assedi è impossibile scavalcare le mura, perché come dire, gli assedi di Shogun avvenivano su delle montagne a scaletta, a terrazze per essere più precisi. Quindi gli uomini potevano addirittura scalare a piedi senza neanche corde e così via le proprie mura. Invece adesso abbiamo bisogno delle macchine d'assedio, certamente, per vincere un assedio. Almeno ci proviamo, perché ancora non è che sappiamo se l'assedio lo vinceremo oppure no, perché ovviamente siamo molto novellini all'interno di questa storia. Oh! Sono unità nemiche. Attenzione. Oh, sono gruppi di soldati nemici. Attenzione, attenzione, piccolo imprevisto. Le nostre macchine d'assedio non devono temere. Attenzione, schermagliatori a tutta forza. Maledizione, ci hanno attaccato dalla parte destra. Forza, ragazzi, teneteli impegnati. Ah, no, schermagliatori, vediamo un po'. Mamma mia. No, 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 no. Vediamo un po' gruppo di soldati con spada. Questi sono terribili. Maledizione, no, 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 la nostra piccola macchina d'assedio. Avanti, i nostri cavalieri alla grande. Vediamo di prenderli dalle retrovie. Mamma mia, prima battaglia. Ragazzi, andate via di qui. Vedete di arrivare direttamente alle torri. Questi dannati raminghi del nord stanno tentando un attacco. Forza, spostiamo tutte le nostre unità da questa parte immediatamente. Maledizione, dove sono le nostre unità di eccoli qua, i nostri schermagliatori. Andate. Sono però più abili nel corpo a corpo questi dannati. Vediamo se è vero. Maledizione, hanno più attacco. Vediamo di condurli da quella parte con la nostra cavalleria. Andiamocene via. Eccoli, hanno delle lance. Scappiamo. Mamma mia, hanno addirittura degli schermagliatori. Questo non ci voleva. I nostri uomini vacillano. Maledizione, i nostri uomini stanno vacillando. Vediamo di continuare l'attacco. Forza, avanti che li stiamo buttando a terra. Maledizione, non ci voleva. Presto, ecco che stanno arrivando anche dall'altra parte. Avanti il nostro generale che sta arrivando. Forza, i nostri schermagliatori dove sono? Forza, ragazzi, un ottimo fuoco di copertura qui in mezzo. Dobbiamo gettarli. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. È spettacolo. No, 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 non è una vergogna. Adesso stiamo combattendo, tranquillo. Le nostre macchine d'assedio sono un pochino in ansia. Le nostre cavallerie cerchiamo di farle scappare. Vediamo di metterle qui in mezzo. E che siamo un po' confusi per quanto riguarda le nostre unità. Qui gli arieti stanno avanzando. Il nostro generale è sotto attacco. Sì, sì, l'ho mandato appunto a combattere perché è l'unica unità di spada e quindi deve certamente darci una mano. Presto, ecco che si stanno ritirando, quindi adesso le nostre cavallerie saranno importanti per colpirli dalle retrovie. Guardate questa dannata unità, come ci ha scombussolato l'intera esistenza. Attenzione, questo esercito di rinforzo sarà penetrante in questa prima fase. Benissimo. Attenzione, vediamo se li abbiamo eliminati. Questi dannati ancora continuano. Vediamo un po'. Ah, arcieri sono. Benissimo, questi verranno eliminati in maniera fantastica. Li falceremo come fili d'erba. Benissimo, eccoli qua. Perfetto, eliminate un primo angolo di paura ritrovato per adesso, però siamo riusciti ad eliminarli nella maniera migliore. Le unità di schermagliatori che sono state colpite in maniera davvero sconcertante, vediamo di portarla adesso nuovamente in avanti. Allora, il primo ariete sta per avanzare. Attenzione che qui hanno la guardina con olio che potrebbe essere pericolosa. Attenzione, il nostro primo ariete, vediamo di metterlo qui, così, benissimo. Allora, le scale sono importantissime, vediamo di farle arrivare. Ecco qua l'esercito del fosso di Helm sta per arrivare in avanti. Attenzione che ancora continuano qua. Maledizione, vediamo di eliminarli. Eccoli che arrivano. Forza, procediamo da questa parte. Vogliono distruggere la nostra macchina d'assedio. Avanti. Maledizione, eccoli che procedono. Uomini liberi di leva. Andiamo di eliminarli con le nostre unità principali. Andiamo. Eccoli le cavallerie.
Benissimo, portiamole qua da questa parte. Guardate questi dannati eserciti dall'esterno come rompono le scatole. Eccoli, ci hanno addirittura rallentato una prima macchina d'assedio. Vediamo di ritornare al nostro posto ideale. Ok, vediamo di continuare, ci serve un supporto continuo, quindi le nostre lance stanno per avanzare. Il nostro ariete pronto. Spostiamo 2 lance da questa parte. Mamma mia, un po' di confusione per adesso. Ok, stiamo per arrivare. Dai ragazzi, l'abbiamo finalmente eliminati. Possiamo tornare al combattimento. Prepariamoci, arriviamo qua vicino. Ok, i nostri schermagliatori sono pronti. Eccoli che li portiamo direttamente in avanti. Ok, il nostro ariete sta avanzando, speriamo bene. Attenzione che stanno uscendo delle unità che potrebbero rompere le scatole. Vediamo di bersagliarle. Eccole. Maledizione. Complicati questi assedi, eh? Ok, avanziamo. Ok, altre unità di schermagliatori qui pronte. Eccole che arrivano direttamente le scale, pronte al combattimento. Altri uomini ci stanno per accogliere. Ok, mi sa che possiamo adesso salire immediatamente da questa parte. Ok, ovviamente scegliamo tutti i nostri uomini principali e portiamoli qua sopra. Tutte le nostre lance, ok, compreso anche il nostro generale spadaccino. Mi sa che adesso possiamo salire immediatamente. Ok, altre unità pronte per l'assedio. Grandi. Ok, allora tutti i nostri uomini schermagliatori vediamo di portarli immediatamente qua sotto perché ci aiuteranno a combattere. Ok, ecco che arriva il nostro ariete. Vediamo se possiamo tentare la breccia. Andiamo, spingetelo ragazzi, a tutta forza. Benissimo, vediamo le nostre cavallerie se possiamo raggrupparle qui sotto, pronte a penetrare le difese nemiche. Altri lancieri, benissimo, siamo riusciti a salire. Ed eccoli gli uomini che arrivano direttamente dall'altra parte, sconfiggendo le unità di schermagliatori. Ecco addirittura con queste unità d'assedio adesso anche dall'altra parte. Forza che ce la facciamo, stiamo salendo alla grande con gli orchi del fosso di Helm che salgono con la neve sulle spalle. Arriva, oh mamma mia, ci hanno attaccato l'ariete principale. Maledizione, forza ragazzi, tutti gli schermagliatori che ho posizionato dietro, dovete servire a qualcosa adesso. L'ariete principale, portatelo in avanti, continuate a difenderlo, è la macchina d'assedio più importante, non dobbiamo perderlo. Avanti, grande, continuate così. Gli schermagliatori, vedete che ho posizionato dietro, servono soprattutto a questo, ad eliminare tutte queste dannate truppe che escono fuori appunto per darci fastidio. Ok, stiamo cercando di gettare a terra il tutto. Avanti, proseguiamo in avanti, dobbiamo eliminarle tutte. Qui stiamo arrivando anche con l'altra unità. Perfetto, attenzione, un focolare si accende sopra la neve. Il nostro ariete ha subito 100% danni da fuoco. Maledizione, la guardina appunto con olio ha gettato a terra il nostro ariete principale. Mamma mia, vediamo di gettarla immediatamente a terra con le nostre ultime unità. Mamma mia, che combattimento. Vediamo se con i nostri schermagliatori possiamo eliminare questi dannati qua sopra. Dai che stiamo conducendo al massimo le nostre possibilità di vittoria. Ok, ci hanno addirittura distrutto l'intero ariete, perché questo sicuramente è olio preparato, quindi anche la neve non gli fa appunto nulla. Attenzione, ecco che stiamo cercando di eliminare la guardina, così possiamo procedere con l'altro ariete, anche se qua sopra abbiamo condotto una buona parte di soldati. Ok, ecco, li abbiamo fatti fuggire in maniera davvero fantastica. Però ragazzi, questa battaglia non è stata ovviamente stupida, perché ovviamente eravamo in vantaggio da parte delle nostre unità terrestri, però ci ha fatto capire come funzionano gli arieti, come funzionano le macchine d'assedio secondarie, come per esempio le scale, e che possiamo essere attaccati anche dalle retrovie da altre unità. E sicuramente la prossima volta che andremo in avanti vedremo di eliminare per prima cosa la guardina con olio, perché altrimenti il nostro povero ariete non riuscirà a essere competitivo, perché potete vedere che di qua appunto gettano sempre, come potete vedere, olio bollente. Il nostro generale è morto. Aia! Il nostro generale è stato colpito, maledizione. Queste dannate torri che continuano a far fuoco. Ma cerchiamo di essere competitivi anche alla fine della nostra battaglia. Comunque siamo riusciti a ottenere una grande vittoria, distruggendo finalmente la porta principale, quindi magari possiamo uscire. Vediamo un po' quello che è accaduto. Una vittoria decisiva, però sicuramente abbiamo perso un po' troppo. Ecco, 400 uomini persi, e quindi sicuramente dobbiamo stare attenti per le prossime battaglie e regolare meglio i nostri uomini. Quindi sicuramente quella tattica di mettere gli schermagliatori dietro ai lancieri è importantissima, perché quando escono dalle porte ovviamente i lancieri nemici possiamo ucciderli immediatamente, però sempre dobbiamo stare attenti a questo fatto della guardiera con olio che potrebbe darci fastidio. Intanto una nobile fine, vediamo di guardarci nuovamente il filmato, vediamo un po' se è lo stesso dell'altra volta.
una nobile fine. Questa volta non è stata di cause naturali, bensì è morto in guerra per rappresentare il suo popolo all'insegna quindi dell'onore. E quindi ottima vittoria questa volta nei riguardi della città nemica. Vediamo quello che siamo riusciti a fare, una vittoria decisiva. Sicuramente abbiamo catturato qualcosa, vediamo un po'. Libera, abbiamo anche dei prigionieri. Dettagli, torna a essere il proprietario originale di questa regione riportando in vita la sua fazione, te ne saranno immensamente grati. Oppure vediamo un po', abbatti, saccheggia o occupa. Io direi ragazzi di fare questa regione nostra invece di renderla un vassallo, in modo tale da conquistarla nella maniera migliore. Ok, grado aumentato del nostro secondo generale in linea, eccolo qui, ovviamente il generale che ha sostituito gli altri nostri ragazzoni. Mi sa che dobbiamo adesso scegliere un altro rappresentante, perché il nostro più grande generale, ovviamente quello che ha conquistato tutto il sud della Britannia, è stato ferito e ucciso in questa fantastica battaglia. Quindi vediamo di selezionare il secondo capo tribù, eccolo qui, su Camo o addirittura Belenos. Ok, sempre combattenti nobili eroici, eccoli qua, perfetto, il nostro secondo generale che ovviamente ci aiuterà nella conquista degli altri territori. E con questa fantastica battaglia, con questo splendido assedio di Mura di Cinta, abbiamo completato la conquista della nostra Britannia in tutto il suo splendore. Ovviamente adesso dobbiamo sempre tenere conto dell'ordine pubblico qui a nord, perché questa ovviamente è una nuova provincia, ragazzi, non c'entra niente con quello che appunto riguarda il sud, perché vi faccio capire, per tutti quelli che non avessero compreso, per quanto riguarda la regione del sud, la Britannia, ovviamente abbiamo conquistato tutte le 4 province, perché la regione principale è la Britannia stessa, mentre a nord noi siamo riusciti a conquistare la Caledonia e Tibernia, in particolare Elidon, che è la città numero 1 che abbiamo appena adesso preso. La seconda città appartiene ai nostri cari ragazzoni, che ci faranno sudare in maniera concreta per conquistare questa dannata cittadina. Ovviamente possiamo anche lasciarli come alleati, ma in questi giorni me la penserò per vedere quello che riusciremo a fare. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante la disorganizzazione, una piccola disorganizzazione nel posizionare le truppe d'assedio, perché è stata la prima volta, quindi posso dire un po' che è normale. Però fatemi sapere che cosa ne pensate di questa battaglia, di questo assedio fantastico, a mio parere, perché ovviamente vedere appunto il fosso di Helm conquistato per la prima volta è una cosa fantastica, addirittura con delle macchine d'assedio che abbiamo perso, l'ariete ce l'hanno mandato in frantumi, addirittura qui hanno una fucina del bronzo che può essere trasformata, quindi addirittura questa potrebbe essere la nostra fantastica fonte di militare per la prossima campagna di conquista. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento, fatemi sapere anche le vostre opinioni di conquista, magari possiamo gettarci immediatamente alla conquista della Normandia, oppure qualcosa anche di più importante, di più interessante, come per esempio qua in Norvegia, forse c'è qualcosa, qualche territorio strano, magari possiamo far partire imbarcazioni addirittura da far effettuare un bello sbarco proprio in Norvegia per conquistare i cimbri qui a nord. Davvero possiamo fare tantissime cose, quindi fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questo gameplay e ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen.